Oggi è veramente una giornata importante per l'ambiente e anche per la salute dei cittadini. Abbiamo presentato un progetto nato dalla collaborazione tra il Consiglio di Bacino, il Consorzio e Savno riguardante l'acquisto di 200.000 pastiglie antilarvali da distribuire ai comuni che a loro volta la distribuiranno ai privati. Abbiamo la consapevolezza che le punture delle zanzare, da fastidiose come lo sono sempre state, recentemente sono diventate anche pericolose per la trasmissione di determinate malattie. Quindi, in collaborazione con l'ULSS della Marca Trevigiana, abbiamo pensato di acquistare queste pastiglie per affiancare l'attività che viene fatta già dai comuni, appunto affiancarla anche un'attività verso i privati. È chiaro che la distribuzione della pastiglia da sola non riuscirà a risolvere il problema, però accompagnata da una forte sensibilizzazione nei confronti dei cittadini sicuramente porterà dei risultati importanti per la limitazione della proliferazione di queste zanzare. L'importante deriva dalla difesa della salute dei nostri cittadini, che è uno dei nostri compiti. Lo riteniamo importante perché stiamo già facendo un'operazione di pulizia del territorio. Abbiamo comprato 2 macchine per fare 2 macchine spurgo per tutti i tombini dei nostri 44 comuni. Bisogna completare anche buttandoci dopo le pastiglie contro questi insetti. Ci stiamo dando da fare per superarlo, ci hanno consigliato di usare questo metodo, lo facciamo, però siamo pronti anche a vedere se ci sono altre alternative. Sì, noi intanto ringraziamo la rete di questo territorio che è fondamentale, sindaci, Savno, il bacino, quindi voglio dire, questo dimostra che lavorando insieme si riesce a dare delle risposte importanti anche su temi che effettivamente sono temi che riguardano sostanzialmente l'azienda sanitaria e la prevenzione, quindi il tema proprio delle arbovirosi, in particolare le patologie che possono arrivare in caso di puntura della zanzara e con conseguenze anche importanti, una popolazione anziana che magari è defedata e debilitata e potrebbe contrarre patologie tipo l'encefalite, le meningiti, quindi patologie che possono essere destruenti e dare anche una disabilità. In corso sono stati in tutto 110 casi sostanzialmente, di cui 21 legati appunto a patologie correlate al sistema nervoso centrale e le altre invece correlate a febbre, mialgie e altre patologie comunque che si risolvono, speriamo, in bene. Oggi da quest'anno pare non abbiamo avuto nessun caso e grazie a queste iniziative dove la popolazione viene, soprattutto la popolazione privata, viene coinvolta, speriamo di avere 0 casi.